Grazie per essere qui, è una sera particolarmente bella, credo per i montevaghesi in primo luogo e per chi da fuori è venuto a rendere onore ad una struttura che dopo quasi 3 anni e mezzo viene riaperta al pubblico servizio. Questo teatro comunale ha avuto un finanziamento regionale, è rientrato in un finanziamento che prevedeva la ristrutturazione dei teatri di Sicilia, un bando a cui abbiamo partecipato in tanti. Credo che oggi siamo in pochi quelli che siamo arrivati alla ristrutturazione e alla fruizione di questi spazi. Proteggete questo luogo, è un luogo dei montevaghesi, grandi, meno grandi, piccini, vogliategli bene perché bisogna avere cura intanto dei luoghi che vengono dati a fruizione di una comunità, innanzitutto, e perché vengono spesi tanti soldi pubblici. Questa sera però è il momento più bello perché si restituisce alla comunità e alla collettività e qui possiamo godere di spettacoli belli, di allegria, perché questi momenti di gioia, questi momenti di festa ci vogliono per rendere ancora più unita la nostra comunità.